Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati. Questo è il primo episodio del nuovo anno e spero che tutti voi abbiate passato delle buone feste e siate pronti per i migliori risultati sportivi della settimana. Partiamo con il massimo campionato di Serie A di calcio e con la 20ª giornata, quindi la prima del girone di ritorno. Una giornata ricca di polemiche, ma iniziamo con il calcio giocato. La prima partita che si è giocata è stata Empoli-Lazio, terminata sul risultato di 3-3, una partita abbastanza folle che ha visto l'Empoli andare in vantaggio dopo soli 7 minuti per 2-0, è stata poi rimontata dalla Lazio, è ritornata in vantaggio per 3-2, ma al 92esimo Milinkovic-Savic, con una perfetta incornata su un cross dalla sinistra di Zaccagni, ha fissato il risultato finale sul 3-3. Passiamo ora al big match della giornata, Milan-Roma. A San Siro giocavano la squadra rossonera e la squadra giallorossa. La partita è terminata sul risultato di 3-1, una vittoria anche più netta di quanto dica il risultato, con la Roma che ha terminato la partita in 9 giocatori, con un'espulsione nel finale che ha causato il rigore, che poteva essere del 4-1, ma Zlatan Ibrahimovic l'ha fallito. Ricordiamo che è il quinto rigore fallito sugli ultimi 7 per l'attaccante svedese, una statistica piuttosto sorprendente dato che lui è sempre stato un grandissimo rigorista. La giornata è poi terminata con Juve-Napoli. La partita dello Juventus Stadium è finita sul risultato di 1-1, Napoli molto rimaneggiato per le assenze per il Covid e per la Coppa d'Africa, è riuscito ad andare in vantaggio per 1-0, ma è poi stato raggiunto nel secondo tempo. È stato però molto bravo a mantenere il risultato in parità e uscire con un prezioso punto da Torino. Come vi dicevo, la giornata di Serie A è stata caratterizzata da polemiche e da rinvii delle partite a causa del Covid. Infatti sono scoppiati 4 focolai tra delle squadre di Serie A e i giocatori positivi non hanno potuto partecipare alla partita e quindi si è deciso per il rinvio delle gare. Le gare rinviate coinvolgono l'Inter capolista, che doveva giocare a Bologna, il Venezia, che doveva giocare contro la Salernitana un importante scontro salvezza. Da segnalare che qui c'è stato anche un episodio molto bello, infatti 3 tifosi veneziani erano andati fino a Salerno, nonostante sapessero che la possibilità che la partita si giocasse fossero poche, e quindi il direttore generale della squadra veneta ha deciso di premiarli regalandogli una maglia a testa di un calciatore della squadra veneta. Sono state rinviate anche Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. La 20ª giornata, che è quella che vi ho appena raccontato, si è svolta nel giorno dell'Epifania. Successivamente, domenica 9 gennaio, è stata giocata anche la 21ª. Ad aprirla è stato il Milan, che ha giocato a Venezia e ha battuto i Lagunari di casa per 3-0, con un Rafael Leao in grandissimo spolvero che ha servito 2 fantastici assist, conditi dalla doppietta di Teo Hernandez. L'Atalanta invece ha sbancato Udine con un tennistico risultato di 6-2. Udinese che ha un po' recriminato in quanto aveva una rotazione di giocatori molto corta, dato che alcuni giocatori erano ancora in quarantena a causa di contatti con positivi per il Covid o perché loro stessi erano positivi. Poi abbiamo avuto Napoli-Sampdoria, con il Napoli che è riuscito a vincere per 1-0, con uno splendido gol in semirovesciata di Petagna, e la partita più pirotecnica, cioè Roma-Juventus, terminata con il risultato di 3-4. La Roma, che era riuscita ad andare in vantaggio per 3-1 al 65esimo del primo tempo, con una splendida punizione sotto l'incrocio dei pali del suo capitano Lorenzo Pellegrini, si è vista segnare 3 gol in 7 minuti. Il terzo gol, segnato in modo anche particolarmente rocambolesco, ma con un tiro molto bello da Andrea De Sciglio, ha portato quindi la la Juventus, in vantaggio per 4-3. La partita però non era ancora finita. La Roma infatti ha avuto l'occasione per pareggiarla, ma sul dischetto, per il calcio di rigore, si è presentato ancora Lorenzo Pellegrini, che si è visto però parare il rigore dal suo ex compagno di squadra Szczesny.
Il portiere polacco ha così portato in trionfo la sua squadra con 3 punti fondamentali per la lotta Champions della Juventus. Alle 20:45 infine c'è stato l'ultimo big match della giornata, in cui l'Inter ha ospitato la Lazio a San Siro. La Lazio era stata l'unica squadra a battere l'Inter nel girone d'andata, quindi era una partita abbastanza temuta dagli interisti. L'Inter però ha risposto sul campo con una grandissima prova e ha vinto per 2-1. Inter che è riuscita ad andare in vantaggio prima con un bellissimo gol da fuori area di Bastoni, poi è stata raggiunta sul risultato di 1-1 dall'attaccante biancoceleste Ciro Immobile, complice anche un'uscita, diciamo, infelice del portiere interista, ma nel secondo tempo il colpo di testa di Milan Skriniar ha fissato il risultato sul 2-1. Passiamo ora agli altri sport. In Australia si è svolto un importante torneo di tennis, la ATP Cup. È una competizione tra nazionali che ha visto protagonista la nostra Italia. L'Italia che era in un girone con l'Australia padrone di casa, la Francia e la Russia. L'Italia ha iniziato il suo percorso contro l'Australia. Prima Sinner ha vinto il suo match in singolare contro l'australiano Purcell, poi Berrettini purtroppo ha perso contro De Minaur e infine il doppio italiano è stato sconfitto dal doppio australiano, quindi il primo match se l'ha aggiudicato l'Australia. L'Italia che si è subito rifatta però contro la Francia, vincendo 3-0 e vincendo ogni incontro, ma è infine stata eliminata dal girone dalla Russia, la quale ha sconfitto l'Italia sempre per 2-1, con Sinner vincente nel suo singolare contro il russo Salifu, sconfitto Berrettini dal numero 2 al mondo Medvedev, ed è stato fatale purtroppo il doppio che ha visto impegnato gli stessi tennisti, in cui l'Italia è riuscito ad arrivare fino al terzo set, ma purtroppo il risultato è stato sfavorevole. Competizione che poi è stata vinta dal Canada, con la vittoria di 2 giovanissimi tennisti canadesi, Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, il quale ha battuto la Spagna. Finiamo con i motori. Vi voglio raccontare l'esperienza alla Dakar del nostro pilota italiano Danilo Petrucci. Danilo, fino all'anno scorso, correva in MotoGP, al termine di questa stagione si è ritirato e ha deciso di provare le corse in moto su sterrati. La Dakar quest'anno si svolge nel deserto dell'Arabia Saudita, ma non ha sorriso fin da subito al nostro pilota italiano. Infatti, durante la seconda prova, quindi la sola seconda giornata di gara, il pilota italiano si è trovato appiedato a causa di un fusibile. Ha così dovuto chiamare il soccorso che con un elicottero ha trasportato la sua moto all'inizio della terza giornata di gara. Questo purtroppo l'ha fatto incorrere in una penalità che l'ha messo fuori classifica, ma il nostro italiano non si è dato d'animo, ma invece ha continuato e nella quinta giornata ha vinto la prima speciale della sua carriera alla Dakar, una gara, una tappa molto lunga di 450 km, tutta su dune, sabbia e sterrati. Quindi speriamo che l'anno prossimo ci voglia riprovare per provare magari a vincerla. Bene amici di Un Sorriso in Più, per oggi è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!